Benvenute a tutte e a tutti a questo evento organizzato dall'Università di Udine e da Forum Editrice. Oggi, 25 novembre, abbiamo deciso di celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza importante, con un evento che ci farà ricordare e riflettere. Queste ricorrenze, questi compleanni servono per fare un bilancio di quello che è stato fatto e servono anche per programmare delle azioni per il futuro. Sono molti gli eventi che sono stati organizzati oggi in Italia e anche nel resto del mondo. Non dimentichiamo che il 25 novembre questa giornata è stata dichiarata appunto giornata internazionale contro la violenza di genere dalle Nazioni Unite. E le Nazioni Unite hanno tra l'altro impostato una campagna molto importante che parte oggi e finirà il 10 dicembre, che è la giornata internazionale dei diritti umani. Quindi questa giornata si celebra in tutto il mondo. E perché? Perché evidentemente dobbiamo ancora fare molta strada e dobbiamo fermarci a guardare che cosa è stato e vedere che cosa possiamo fare per migliorare il nostro futuro. Vediamo che ancora c'è troppa violenza contro le donne e la violenza, lo sappiamo, assume forme molto diverse. C'è la violenza fisica, diciamo forse la violenza che ci viene in mente per prima, la violenza quasi più banale, e stiamo pensando al femminicidio, stiamo pensando allo stupro, stiamo pensando alle lesioni, alle percosse, tante forme di violenza fisica, di cui sentiamo quotidianamente parlare sui giornali. Poi c'è la violenza psicologica, che quindi riguarda le umiliazioni, la degradazione, la svalutazione, la repressione, una violenza altrettanto forte, altrettanto pericolosa. Poi abbiamo la violenza verbale. La violenza verbale c'è sempre stata, perché lo sappiamo, le parole sono importanti, ma oggi ancora di più perché abbiamo proprio i discorsi d'odio, quello che viene chiamato hate speech. I social network hanno amplificato la portata delle parole. Se le parole sono pietre, le parole pesano ancora di più quando corrono sul web in maniera velocissima e arrivano dappertutto. Il fenomeno dei cosiddetti leoni da tastiera, no? Quelle persone che diffondono come un virus l'odio tramite il web nascosti dietro a un computer, beh, sono diventati all'ordine del giorno, ne abbiamo tantissime dimostrazioni quotidiane, questo porta ad ulteriore violenza, perché questo virus dell'odio che si espande nel web poi moltiplica, un moltiplicatore di violenza. E poi abbiamo la violenza economica, anche questa c'è sempre stata. Adesso però sta avendo, diciamo, la stiamo definendo proprio a livello scientifico in maniera molto più specifica rispetto a una volta, che si dava quasi per scontata ed appariva sempre meno importante rispetto alla violenza fisica, alla violenza psicologica. La violenza economica, quindi le discriminazioni nel lavoro, il cosiddetto gender wage gap, il fatto che molte volte le donne sono costrette a rinunciare al proprio lavoro o a ridurlo, costrette da dinamiche familiari, da dinamiche sociali, costrette dalle circostanze. Lo sappiamo adesso nella pandemia, le donne hanno sofferto moltissimo il lockdown. Le donne sono quelle che sono state espulse dal mercato del lavoro o hanno dovuto ridurre la loro permanenza nel mercato del lavoro anche perché si sono dovute occupare della famiglia e dei figli, della didattica che viene fatta a casa. Quindi tutta una serie di dinamiche che noi etichettiamo col nome di violenza economica quando questo rappresenta una costrizione, quindi non è una scelta, perché se il non lavorare è una scelta, ben venga, ma quando questa è una costrizione si tratta di violenza. E ovviamente senza l'indipendenza economica non c'è libertà e non c'è autodeterminazione. Le cronache sono piene in questi giorni, ma in realtà sono piene sempre, di notizie, di resoconti su tutta una serie di violenze. E questo ovviamente ci preoccupa molto perché ci sembra che questo fenomeno si stia moltiplicando.
In realtà non è così. È che noi abbiamo ormai acceso dei fari su questo fenomeno. Finalmente la violenza nei confronti delle donne comincia ad essere sottoposta all'attenzione di tutti in maniera diversa rispetto a una volta. Si è coniato un nuovo termine che molti hanno criticato, femminicidio. Certo che è un omicidio, ma è un omicidio di una donna e vuole indicare che c'è una violenza specifica rivolta verso le donne. Quindi questa attenzione che viene data dai media è importante, parlarne è importante, indignarsi è importante reagire ed è importante aiutare chi non ce la fa. È però importante anche dare le notizie nel modo corretto, perché abbiamo detto le parole sono pietre. Molte volte gli stessi giornalisti, le stesse giornaliste riportano le notizie con un linguaggio, una narrazione che è intriso comunque di maschilismo, di stereotipi, di pregiudizio e in fondo di odio. Quindi le parole sono importanti. Abbiamo dei modelli di donne che ce l'hanno fatta in Europa, adesso negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Quindi abbiamo dei modelli di donne vincenti, però non dobbiamo dimenticarci quelle che sono rimaste indietro, quelle che non ce la fanno. Certo, i modelli sono importanti, ma appunto i modelli servono per andare avanti, per lavorare, per le persone che hanno ancora bisogno di aiuto. E se le parole sono importanti, i pensieri che quelle parole racchiudono lo sono ancora di più. E i pensieri si formano e si generano, si strutturano grazie alle conoscenze e grazie alla cultura. Ecco allora che il ruolo dell'università e il ruolo dei libri, quindi delle case editrici, diventa un ruolo essenziale. L'università nelle sue aule, grazie alla ricerca scientifica, riesce a dare una didattica superiore rispetto alle scuole, rispetto agli enti di formazione, perché è proprio la ricerca che aumenta la qualità della didattica e consente all'università anche di svolgere quell'attività di terza missione, quindi di disseminazione dei risultati delle ricerche, di divulgazione scientifica, che significa proprio trasmettere quello che fa l'università, che fanno i ricercatori a tutto il resto della comunità, del territorio e anche in giro per il mondo. Devo dire che con piacere ho notato che quasi tutte le università italiane oggi sono state coinvolte in questa giornata da eventi di vario genere e questi eventi li trovate tutti su un bellissimo portale che è il portale Equal, diritto antidiscriminatorio, frutto del lavoro proprio di ricercatori e ricercatrici della nostra università, del laboratorio lavoro, in particolare del professor Francesco Billotta e della professoressa Anna Zilli del nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche. Quindi su questo portale Equal, diritto antidiscriminatorio, trovate tutta la carrellata degli eventi di oggi e dei prossimi giorni di tutte le università italiane. Ma Udine sta facendo molto in questo senso. L'Università di Udine ha voluto proprio creare uno slogan, un'etichetta che unisca UniUd inclusiva. Azioni proprio di diffusione della cultura dell'inclusione e delle pari opportunità, che non devono essere fatte una volta ogni tanto, ma devono essere fatti con costanza e da questo nasce l'idea di appuntamenti formativi, delle ricorrenze che consentano ai nostri giovani e alle nostre giovani di formarsi. Abbiamo il corso Pari Opportunità e Inclusione che ha avuto più di 1000 iscritti e poi abbiamo un ciclo di webinar che potete trovare su Play UniUd che si chiama Così diversi, così uguali, che consente al personale dell'Università di Udine e poi a tutti quelli che si collegano su YouTube a Play UniUd di poter cogliere delle pillole di conoscenza, sempre nella logica della parità, delle pari opportunità e dell'inclusione. Infine vi voglio ricordare che l'università da sempre è attenta alle sue figlie e ai suoi figli, anche a quelli sfortunati. E qui voglio ricordare la nostra studentessa Silvia Gobbato, che è stata brutalmente assassinata nel 2013. Era una nostra studentessa di giurisprudenza, si è laureata con noi, poi ha fatto la praticante avvocata e proprio prima di fare l'esame è stata assassinata mentre stava facendo la sua corsa al Parco del Cormor. Ebbene, la rettrice
Cristiana Compagno all'epoca, ha voluto istituire il premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato e poi il rettore De Toni ha voluto consolidare questo premio e anche oggi il rettore Roberto Pinton ha voluto ribadire questo impegno e grazie alla collaborazione dell'Ordine degli Avvocati che ha finanziato il premio abbiamo aperto questo bando, la quinta edizione del premio di laurea Silvia Gobbato. Il bando scade a settembre 2021 e riguarda proprio le tesi di laurea che si occupano di violenza di genere e di discriminazione ed è aperto a tutti gli studenti e le studentesse laureati dell'Università di Udine in qualunque disciplina, quindi per qualunque corso di laurea. E noi speriamo quindi di diffondere una cultura dell'inclusione e delle pari opportunità, specialmente tra i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Ed è questo lo spirito che ha animato anche l'organizzazione di questo evento. Questo evento che è la presentazione di un bel libro. Adesso condivido lo schermo, così ci guardiamo anche la bellissima locandina che è frutto del lavoro di Forum Editrice e la foto è di Ulderica da Pozzo. Questo evento che vuole farci ricordare un momento molto particolare della storia europea, che poi è vero che la storia è ambientata in particolare in Jugoslavia, ma in realtà attraversa molti paesi. E quindi io adesso, proprio per parlarvi di questa pubblicazione, di questo libro, cedo la parola alla dottoressa Norma Zamparo di Forum, che ringrazio moltissimo per la collaborazione che stiamo avendo anche su tanti altri progetti e colgo l'occasione per ringraziare anche la sua collaboratrice, la dottoressa Francesca Casaccia, che ha organizzato ottimamente questo evento. E vi cedo la parola. Prendo la parola e ringrazio prima di tutto Uniudi Inclusiva, che è un logo, è una parola che mi piace molto, per aver accolto all'interno delle iniziative di questa giornata la prima presentazione, questa è proprio la prima, della Voce di Aila di Maria Silvia Bazzoli, è l'ultimo volume della collana Sconfini. È abbastanza anomalo che una casa editrice universitaria abbia nel proprio catalogo una collana di narrativa. Direi che forse siamo le uniche in Italia, l'unica casa editrice in Italia, però quando l'abbiamo avviata nel 2015 avevamo forte la consapevolezza che la letteratura ha la stessa capacità di cogliere alcuni aspetti di un determinato momento storico, di una particolare situazione sociale o relazionale di un saggio, che analizza con altri strumenti, quelli propri della ricerca scientifica, quello stesso fenomeno. E questa cosa ce la dice molto bene Nicole Nigro nella postfazione a questo libro, quando afferma che in La voce di Aila, l'autrice ha la capacità di dire con la prosa poetica quello che potrebbe essere detto con altre parole, ad esempio con quelle del linguaggio politico, di cui parleremo dopo in questa presentazione, o di quello clinico, dei blocchi emotivi e delle rimozioni. E sono molti i linguaggi e i livelli su cui si muove questo libro. C'è quello che riguarda gli aspetti relazionali, prima di tutto il rapporto tra una madre e una figlia, Ayla e Alina, che già nei nomi si riflettono l'una nell'altra, oppure il rapporto che si instaura tra chi vive in comunità emarginate ma solidali, come quelle che le accolgono, prima in Italia, poi in Francia, quando arrivano profughe, o il rapporto tra due amiche, il sostegno che si danno a distanza, come Aline ed Hélène, tra Parigi e New York. Direi che in una parola si può definirlo il linguaggio della cura. C'è un altro livello, un livello che riguarda invece l'aspetto catartico della creazione artistica. Lina è una fiber artist ed è proprio nella progettazione di un'installazione artistica, l'albero dei noccioli di Prugna, che troverà il modo di cucire passato e presente, così come catartica in questo libro l'arte della tessitura e del ricamo, che attraversa le pagine dall'inizio alla fine, cucendo la storia di una genealogia tutta femminile, a partire dalla figura più volte evocata dall'autrice di Thérèse de Dilmont. C'è poi il linguaggio clinico, di cui parlavamo prima, dei blocchi emotivi, delle rimozioni, ma anche delle sofferenze psicologiche che incontreremo alla fine in un reparto d'ospedale. C'è però, secondo me, un motore potentissimo in questo libro, il primo motore immobile, che è quello che mette in moto tutti questi livelli e li tiene insieme. Ed è quell'orribile buco nero della nostra storia recentissima che è stata la guerra nell'ex Jugoslavia.
Questo è il linguaggio politico di cui parla Nicole Janigro. Sue parole, dice: la storia di Ayla evoca il copione dei massacri nei villaggi, lo stupro di massa, un crimine premeditato della guerra in Bosnia, dove il corpo delle donne, il nemico riproduttivo, è diventato il campo di battaglia su cui lasciare l'impronta, senza dimenticare quell'antropologia dell'insulto che ha accompagnato eccessi di violenza, dove, non va dimenticato, vittima e carnefice parlano la stessa lingua. E questo campo di battaglia, quello della guerra nell'ex Jugoslavia, era molto vicino al Friuli. È in Friuli, infatti, che arrivano i primi profughi nella caserma Monte Pasubio di Cervignano. Tra il 1991 e il 1997 sono 1500 le persone che sono state ospitate in fuga dalla guerra. Ed è in questa caserma, fra quelle mura dismesse, che Maria Silvia Bazzoli nel 2012 ha girato il documentario Ciò che rimane. Dopo vedremo alcuni frammenti, mettendo insieme le testimonianze delle donne che li avevano vissuto, alcune per pochi giorni, fortunatamente, altre per settimane, mesi, addirittura anni. Ecco, questo documentario e i racconti di quelle donne fanno da sfondo alla voce di Ayla, come da sfondo fanno le conoscenze che l'autrice ha dell'Africa, delle povertà degli Islam, le sue esperienze di giornalista freelance, ma soprattutto il suo lavoro di regista e la sua conoscenza del linguaggio cinematografico. E chi leggerà il libro si accorgerà che alcune scene sembrano proprio delle riprese, come se a un certo punto avesse sostituito la telecamera con la penna. E con lei e con noi a presentare questo libro c'è Linda Caglioni, che ringrazio, una giornalista appassionata, conoscitrice di Balcani, che di quella guerra ha voluto affrontare un aspetto molto importante, cioè la grande rimozione che riguarda i figli vittime dello stupro, i figli dimenticati, quelli che non hanno mai conosciuto i loro padri, criminali di guerra. E lo ha fatto con un bellissimo articolo che è stato pubblicato dall'Espresso, sull'Espresso, dal titolo Guardateci, siamo i figli degli stupri etnici e non vogliamo più nasconderci, e con un reportage Bosnia, i figli dimenticati della guerra, di cui anche di questo poi vedremo alcune immagini. C'è un passo nel libro in cui Ayla dice alla figlia: nessuno, Alina, poteva prevedere che la situazione sarebbe degenerata a tal punto. Per questo la gente si è fatta ammazzare a casa propria. Prima ancora delle armi è stata l'incredulità di fronte alla follia umana a causare così tante vittime. Questa è una frase che secondo me bisognerebbe tenere sempre a mente, scrivercela, leggerla, ricordarla, perché gli effetti di quell'incredulità ci insegnano anche adesso che non si deve mai dare nulla per scontato, che i diritti vanno difesi, che una donna ha il diritto di vestirsi come le pare e andare dove vuole, senza dover mai più sentire qualcuno che le dice: ma così te la sei andata proprio a cercare. Ecco perché per noi era importante, siamo molto di poter presentare questo libro nella giornata contro la violenza sulle donne e nella cornice dell'Università di Udine e del logo Uniud Inclusiva. Ringrazio per questo la professoressa Filì, ma ringrazio anche il comitato della collana Sconfini e in particolare per questo libro Roberta Corbellini, che ci ha fatto conoscere Maria Silvia Bazzoli e ci ha seguito passo dopo passo, Nicole Janigro per la postfazione densa che ci ha dato e Olderica D'Apozzo per la foto di copertina. Grazie. Grazie, dottoressa Zamparo. Allora adesso facciamo vedere questi 3 minuti di video. Io condivido lo schermo. Cioè, mi dispiace, questa guerra non serviva a niente, non serviva veramente a niente. La mia migliore amica è una serba, io sono musulmana, e allora? Sì, vengo qui dal 97, sono passati 15 anni da quando sono partiti gli ultimi profughi che erano ospiti di questa caserma dal 91, ottobre 91, praticamente sono rimasti 6 anni, 91-97. Vengo qui perché c'è una colonia di gatti che si è assottigliata.
Quella volta, quando è cominciata la guerra, pensavamo tutti che arrivati i caschi blu si sarebbe tutto sistemato, risolto nel giro di una settimana, al massimo 20 giorni, un mese. Eccole qua, sì. Avevo 18 anni qua. Io ho cercato di riprodurre, si dice così, la mia stanza. Se tu vedi la mia camera nel mio paese, era così. Della caserma mi ricordo anche la signora che aveva una stanza lì dei vestiti. Infatti non sembrava vero, non aver niente, uno che ti porta in una stanza a scegliere vestiti, era come essere affamato che prendevi la cosa, no? 4 anni siamo stati. I rumori forti me li ricordo, perché nelle caserme, essendo questi spazi, no, aperti, quando era temporale, ecco, io mi ricordo che saltavo perché dentro si sentiva come se ti sparassero dentro. Mi sentivo come una traditrice, nel senso che io stavo qua e non soffrivo insieme ai miei parenti e ai miei amici, e quel divario rimane anche dopo, perché per loro io sarò sempre quella che si è salvata, che non ha provato cos'è la guerra, e così sento rinfacciare spesso. Si faceva finta di condurre una vita normale, no? Perché lì era una micro città, no? Le cuoche sapevano i nomi di tutti noi, cioè ti fa capire, no? Che non sei solo un numero, eravamo in tanti. Anche questo fa piacere, perché tante volte si parla così in generale, sì, quei profughi là. Eravamo in tanti, ma ognuno di noi ha la propria vita, la propria storia, no? Adesso darei la parola proprio alle protagoniste, quindi a Maria Silvia Bazzoli e a Linda Caglioni. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziarvi, sono molto contenta di essere qui e sono contenta di conoscere Silvia. Ringrazio Silvia pubblicamente per aver scritto questo libro, perché credo che il tema della violenza sessuale nell'ex Jugoslavia non sia ancora stato sufficientemente trattato, e mentre lei è riuscita a farlo secondo me con una delicatezza e insieme una crudezza che sono doti rari. Partirei proprio da quello, partirei quindi dal motivo che l'ha spinta a dedicare a questo suo primo romanzo, La voce di Ayla, alla violenza sessuale. Ayla è una donna che è rimasta vittima di stupro durante la guerra nell'ex Jugoslavia, e che in qualche modo viene continuamente perseguitata da questo suo ricordo. Perde la voce, non riesce a rielaborare questa esperienza, cerca di rifarsi una vita e dedica tutta la sua vita, anzi, ad Alina, sua figlia, ma in qualche modo il fantasma di quello che ha subito, di quanto ha subito, continua a perseguitarla. Per cui vorrei appunto partire da questo, nel chiedere a Silvia come mai, da cosa nasce questa esigenza di approfondire un tema così complesso. Intanto, buonasera a tutti. Vorrei come prima cosa ringraziare la casa editrice Forum per aver accolto La voce di Ayla nella collana Sconfini, perché credo che non avrei potuto sperare di meglio per questo mio romanzo, che è un romanzo appunto di sconfinamenti geografici. Le protagoniste viaggiano da un paese all'altro, fuggono da un paese all'altro, superano diversi confini. Ci sono spaesamenti temporali, si passa in continuazione dal passato al presente, dal presente al futuro. Ci sono spaesamenti relativi a diversi piani della realtà, si passa dallo stato di veglia al sonno, alla catalessi, al sogno, all'incubo. Si passa dal conscio al subconscio. E poi c'è un ultimo spaesamento, sconfinamento, che per me è molto importante in questo libro. Si sconfina dalla famiglia tradizionale. È un libro di relazioni, è un libro d'amore.
e sarà proprio questo andare oltre, andare al di là dei legami tradizionali della famiglia che salverà sia Ayla che Alina, ma questo magari lo vedremo più tardi. Per quanto riguarda la domanda da dove arriva questo libro, perché ho scelto di trattare un tema così drammatico. Nella guerra della Jugoslavia Amnesty International conta che ci siano state più di 25.000 donne stuprate. Non ci sono in realtà dati esatti. Perché? Perché lo stupro di guerra, così come lo stupro in generale, è considerato un tabù. È considerato un tabù e quindi le donne che ne sono state vittime, così come i figli che sono nati da questi stupri, hanno scelto il silenzio. Hanno scelto il silenzio perché sono sempre stati stigmatizzati e continuano tutt'oggi ad essere stigmatizzati dalla società, la quale a sua volta ha scelto e sceglie il silenzio istituzionale. Perché? Perché per una società è un'onta avere uno scheletro nell'armadio come questo. Lo stupro di guerra rimanda a scenari primitivi, bestiali, e quindi è meglio far finta che tutto ciò non sia accaduto. Le donne, tra l'altro, sono scomode, sono testimoni scomodi le donne che hanno subito violenza della guerra. Perché? Perché sono le uniche testimoni che scavalcano ogni categoria del dolore, ogni classificazione etnica o confessionale. Sono vittime, non importa se sono serbe, bosniache o croate. E per questo motivo ho scelto di raccontare, di ritornare a questo momento della storia dell'Europa, che è una storia che è stata molto volentieri dimenticata, messa da parte. Il libro però si nutre di tante esperienze, come accennava anche la dottoressa Zamparo. Sicuramente si è nutrito di un desiderio di riscatto. Avete mostrato, mi ha fatto molto piacere questi pochi minuti di un trailer, di un film che purtroppo non è mai uscito, Ciò che rimane. Un film che io, come è stato spiegato, ho girato nel 2012 nella caserma Montepasubio di Cervignano, e che poi per problemi di finanziamenti è rimasto, diciamo, incompleto ed è rimasto nel cassetto dei produttori. Quando io girai il film, avete visto i volti di alcune ragazze, raccolsi le testimonianze drammatiche, dolorose di tantissime persone, non solo donne, anche uomini e ragazzi che hanno vissuto, che avevano vissuto la profuganza ed erano vissuti per mesi o per anni all'interno della caserma. Per una documentarista il fatto di arrivare ad avere di arrivare a raccogliere testimonianze così dolorose è come ricevere un dono, perché ci vuole coraggio, ci vuole forza e fiducia anche nella persona che ti sta di fronte a raccontarsi, a raccontare momenti drammatici della propria vita. E quindi di fronte a un dono così prezioso, di solito il documentarista risponde con un altro dono, che è il film, ma in questo caso il film non è mai uscito, e quindi io per anni mi sono sentita in colpa verso tutte queste persone, tutte queste donne che mi avevano concesso la loro fiducia e mi avevano raccontato le loro storie. Mi sono sentita in colpa e infatti a loro ho dedicato il libro
La voce di Ayla. Però devo dire che i personaggi che io racconto nel libro sono completamente di finzione, non si ispirano a nessuna persona in particolare incontrata durante il film, la realizzazione del film. Però posso dire che tutti i loro volti mi hanno accompagnato nella stesura di questo romanzo, così come mi hanno accompagnato i volti delle migliaia di bambini di strada che ho incontrato in Africa, delle centinaia di donne, ragazze e madri cadute in povertà, fragili. Si parlava prima della condizione, della discriminazione economica che le donne subiscono. Ebbene, in Africa io credo di aver visto proprio la fragilità economica e sociale delle donne che da un giorno all'altro si trovano nella necessità di prostituirsi. Ebbene, tutte queste persone mi hanno accompagnato, si sono come impresse, come succede ad Alina nel romanzo, si sono impresse nella mia cornea e credo che abbiano nutrito il romanzo. E poi c'è un piccolo libro che ho ereditato da mia nonna, che è appunto l'Enciclopedia dei lavori femminili di Thérèse de Dilmont, che mentre scrivevo il libro mi è arrivato sotto gli occhi, è quasi stato un miracolo, e che mi ha ispirato nel tratteggiare il personaggio di Alina. E poi c'è Parigi, una città dove ho vissuto, che amo profondamente, e infine ci sono Ayla e Alina, che sono arrivate un giorno sul marciapiede della mia fantasia e non si sono più mosse, non c'è stato verso di spostarle finché non raccontavo la loro storia. Questo libro ha anche una grande dimensione internazionale, no? Perché in effetti attraversa tanti luoghi diversi. Abbiamo appunto la Bosnia, dove Ayla perde per sempre quel senso di tranquillità della vita, poi abbiamo Cervignano del Friuli, dove arriva e dove partorisce il frutto di quegli stupri Alina, con cui poi c'è anche questo paradosso, nel senso che è appunto frutto di quelle violenze, ma diventa anche la sua unica ragione di vita, ciò che forse la porta avanti e ciò che la fa anche arrivare a Parigi. Noi la incontriamo proprio a Parigi, dove appunto si trova ricoverata in un ospedale diversi anni dopo che ha subito quelle violenze, priva di sensi, proprio a dimostrare che per lei è come se non fosse mai passato abbastanza tempo per superare il tempo, e con un trauma del genere non ha più alcun significato, resta lì fermo, resta lì nella sua fissità. Volevo chiederti quale fosse il collegamento tra tutti questi posti, quale sia il collegamento appunto tra questi luoghi che fanno appunto di questo romanzo un romanzo che abbraccia anche tante città diverse, che magari non hanno neanche nulla a che fare apparentemente tra di loro, però appunto nel tuo libro tu riesci a dargli un senso, no? Ma io ci tenevo a dare una dimensione transnazionale alla storia di Ayla e Alina. Perché? Perché la transnazionalità è insita di tutte le diaspore e lo è stato in particolare per i profughi che sono scappati dalla guerra nella ex Jugoslavia. Ricordiamoci che in quella guerra i profughi non sono stati una conseguenza della guerra, ma sono stati proprio uno degli obiettivi della guerra, che è stata una guerra etnica. Tant'è che ci furono più di 1 milione di profughi al di fuori dei confini dell'ex Jugoslavia e 1.200.000 profughi sfollati all'interno dei confini dell'ex Jugoslavia. L'Italia in quel periodo per molti di loro rappresentava il paese più facile da raggiungere, più vicino. Tra il 1991 e il 1995 l'Italia accolse circa 80.000 profughi
e il campo profughi di Cerbignano fu uno dei più grandi, ne accolse appunto, come è stato detto, 1500. L'Italia appunto rappresentava il paese più facile da raggiungere, ma era anche un paese di passaggio. Molte delle persone che trovarono accoglienza in Italia poi si dispersero in altri paesi dell'Europa, soprattutto in Germania. L'Italia fu il secondo paese solo dopo la Germania ad accogliere per numero di profughi dall'ex Jugoslavia. Molti si spostarono nei paesi nordici, ma addirittura negli Stati Uniti fino all'Australia. Diciamo, l'ondata dei profughi della guerra dell'ex Jugoslavia rappresentò per l'Italia soprattutto la prima grande emergenza migratoria insieme all'arrivo degli albanesi che si verificò in quello stesso 1991. E anche questo io credo che valga la pena di ricordare, perché all'epoca venne definita un'emergenza e così si affrontò, si riaprirono le caserme, si cercò di fare il meglio e venne fatto anche il peggio in alcuni casi. Ma comunque ci furono dei tentativi anche molto interessanti, ad esempio di accoglienza sul territorio, ci furono le associazioni, le parrocchie, ci fu una mobilitazione molto interessante. L'Italia all'epoca fece una nuova legge perché potessero essere accolti anche i disertori, gli obiettori di coscienza. Era una guerra etnica, quindi il disertore e l'obiettore di coscienza non potevano essere visti appunto come traditori, ma persone che non volevano uccidere il proprio fratello, il proprio vicino, il proprio congiunto. Quindi ci furono delle cose molto importanti che vennero fatte. Ecco, dicevo, per me è importante che queste cose vengano ricordate, perché fu appunto la prima grande ondata migratoria in Italia e paradigma di quello che è successo poi negli anni a venire, che continua a succedere. Però appunto, se ancora oggi, dopo 30 anni, stiamo a parlare di emergenza ogni volta che arriva un gommone a Lampedusa, vuol dire che abbiamo messo poco a frutto l'esperienza di tutti questi anni. Quindi direi che ecco, la dimensione transnazionale del libro è un po' questa. E poi devo dirvi però anche che molte volte non si scelgono le cose. Adesso io sto parlando in modo razionale di come è nato il libro, di come le cose si sono cucite tra loro, ma io stessa, rispetto a molte cose che sono entrate nel romanzo, nella storia di Alina e Ayla, sono stata quasi una spettatrice. Alina si è presentata Alina e sua madre si sono presentate così, con questo bagaglio, con il loro bagaglio. Abitavano a Parigi fin dal primo momento, non ho mai pensato di poter ambientare la storia in un'altra città. Prima vi dicevo che ci sono molti elementi, elementi diversi che convergono in questo romanzo. Uno degli elementi fondamentali, appunto, vi parlavo prima delle mie esperienze in Africa e di tutte le persone che vivono in uno stato estremo di povertà. Uno dei miei progetti era quello di realizzare un documentario sugli homeless, su tutte le persone senza fissa dimora che vivono nelle nostre città europee. Per capire come queste persone che stanno sedute la maggior parte del tempo per terra sui marciapiedi vedano il mondo.
ed è un mondo, è una visione, ovviamente una prospettiva completamente diversa dalla nostra, una prospettiva dal basso verso l'alto, di cui poi infatti nel romanzo parlo, e l'incipit del romanzo è praticamente la trasposizione scritta di quella che avrei voluto come prima sequenza di quel documentario. Mi colpiva molto anche lo sviluppo narrativo che tu utilizzi nel tuo libro, no? Perché appunto Alina risponde con un bisogno di continue domande. Alina non sa nulla della storia di sua madre, delle violenze, però appunto la catalessi di sua madre la mette di fronte alla necessità di andare più a fondo e di recuperare anche un pezzo della sua identità che aveva sempre ignorato. Quindi Alina riempie sua madre di parole e sua madre invece ha questo suo discorso interiore. Noi ascoltiamo Ayla attraverso un suo narrare interiore, e un narrare che è sempre presente, mentre il racconto che Alina fa della sua vita e le sue riflessioni sono tutte al passato. Quindi volevo chiederti cosa ci fosse in questa struttura, che messaggio volessi dare e come mai hai scelto questa strada. Sì, la struttura narrativa del romanzo è una struttura binaria, a passo alternato fra Alina e Ayla. Alina, dal momento in cui arriva a Parigi da New York, si trova a riaffrontare il passato, il proprio passato. È una necessità che ha lo scopo di riuscire a ritessere la vita di sua madre, quel poco che sua madre ha lasciato come indizi, e di capire anche contemporaneamente di capire qualcosa di più di se stessa, della propria identità, chi è, da dove viene, domande che non si era mai posta, probabilmente perché appunto la relazione che aveva instaurato con sua madre era una relazione talmente forte, talmente profonda, che non aveva mai sentito il bisogno di andare al di là di questo legame. E quindi appunto tutta Alina la troviamo al capezzale di sua madre. Alina passeggia per New York, scusate, per Parigi, va a trovare l'amico del cuore. La vediamo mentre fa tutta una serie di cose, ma con la mente è sempre nel passato. E pertanto ho scelto di raccontare la parte di Alina al passato. Diverso è proprio perché è un viaggio nel passato il suo ritorno a Parigi. Completamente diversa è la situazione invece di Ayla, la quale è completamente annegata nel passato. Il passato non l'ha mai lasciata, il passato le ha mangiato il presente. Alina è in un incubo, e quindi Ayla, scusate, è in un incubo del passato che non la lascia. E per narrare l'incubo di Ayla ho scelto appunto l'indicativo presente, che a mio avviso amplia e amplifica l'aspetto tragico e allucinatorio del vissuto di Ayla. Un'ultima domanda, sono rimasta molto, molto colpita da alcuni passaggi in cui tu appunto riporti il rapporto che lega Ayla ad Alina, e quando tu parli di un alfabeto che avevano imparato a decifrare, quindi appunto la mancanza di parole le costringe quasi ad una simbiosi, ed è davvero un rapporto inscalfibile. Quindi mi chiedevo quanto il fatto che anche la tua maternità ti ha aiutata a dipingere, a restituire un rapporto così. Sicuramente il rapporto, allora Ayla per me incarna la quintessenza dell'amore materno. È una madre che nonostante le difficoltà, nonostante la vita sulla strada, riesce a infondere alla propria figlia un senso di sicurezza.
E Alina dall'altra parte è una bambina che ha introiettato tutto questo, le basta essere accoccolarsi sul seno di sua madre per sentirsi protetta, anche se in mezzo alla strada. La loro è una relazione quasi fusionale, è la quintessenza appunto del rapporto tra madre e figlia. Quando all'inizio dicevo che questo romanzo è un romanzo di sconfinamenti e che propone uno sconfinamento anche all'interno del concetto di famiglia, ebbene Ayla e Alina rappresentano una famiglia sui generis e si salvano entrambe proprio attraverso questo sconfinamento, perché Ayla accetta Alina anche se è la figlia di uno stupro e la ama profondamente, è disposta a qualsiasi cosa pur di proteggerla, anche è disposta perfino a rinunciare in parte alla sua maternità. A un certo punto dice di questa bambina che è ancora in grembo, dice è vorace. I figli sono sempre voraci, quando sono piccoli si nutrono, quando stanno nel nostro grembo si nutrono del nostro corpo e poi pretendono dai genitori, finché sono piccolini continuano a nutrirsi al seno della madre. E quindi Ayla è la quintessenza dell'amore materno. Dall'altra parte c'è Alina che le cresce dentro e che non le permette di lasciarsi morire, non le permette di abdicare alla vita, e i figli sono questo. I genitori sono obbligati, diciamo, a rimanere in vita per poter accudire i figli. Il rapporto tra Ayla e Alina però può essere visto anche in maniera diversa, attraverso la lente dell'assonanza di questi due nomi, e possono essere interpretati anche come le parti di una stessa persona, no? In tutti noi c'è la parte che nei momenti di difficoltà vorrebbe lasciarsi andare e la parte invece che ci incita a continuare a lottare nonostante tutto. Io credo che il messaggio poi fondamentale di questo libro, che ripeto, sono convinta, è un libro sì sulla violenza alle donne, ma è anche proprio un libro sull'amore fondamentalmente, è che il rapporto tra genitori e figli, al di là dell'aspetto della variabile biologica, adottiva, eterosessuale, arcobaleno, la relazione tra genitori e figli è una relazione dove c'è sempre una scelta, la scelta di amare l'altro, tant'è che ci sono famiglie biologiche dove i genitori ammazzano i figli e ci sono famiglie adottive dove invece questo non succede, e la scelta che salverà Ayla è proprio quella dell'amore, dell'accettare questa figlia nata dalla violenza, e la scelta di Alina sarà in questo senso, ma non voglio anticiparla perché altrimenti toglierei la suspense, ma sarà una scelta di sconfinamento dei legami familiari che la salverà. Grazie, grazie a entrambe, Linda Caglioni e la nostra Maria Silvia Bazzoli. È stato un piacere ascoltarvi e spero che a tutti coloro che sono in ascolto e poi anche a chi guarderà il video verrà proprio voglia di leggere questo libro che, come avete fatto capire, è molto forte nell'essere però delicato, quindi parla della grande storia con la S maiuscola e della storia individuale, quindi quella con la S minuscola. Io vorrei dare spazio a qualche domanda, quindi se ci sono delle domande e se non avete voglia di esporvi
formulandole a voce, potete anche scrivere sulla chat e noi le leggiamo. Se c'è qualche domanda, qualche considerazione, qualche altra cosa che vorreste capire dalla voce della scrittrice, della giornalista che avete ascoltato, prego. Dottoressa Zamparo, vuole lei fare qualche chiosa, qualche considerazione ulteriore in attesa che qualcuno prenda coraggio e faccia qualche domanda? Non la sentiamo, dottoressa. Eccomi, scusate. No, sono molto contenta e veramente continuo a ringraziare tutti perché ci siamo riusciti oggi a vedere comunque e a parlare di questo libro, a presentarlo, continuo a dire, per la prima volta in questa giornata. Penso che si sia capito diciamo, dal colloquio fra Linda e Maria Silvia quanti sono i piani, i livelli che il libro incrocia, quante sono le tematiche che affronta. E sono contenta che siamo riusciti a pubblicarlo. L'abbiamo pensato proprio così, in video a distanza, in lockdown, fra cucine, cose, microfoni che andavano. Purtroppo lo ripresentiamo nella stessa condizione, però è così bello che sia uscito, sono proprio molto contenta che sia nella nostra collana. Ecco. Bene, io non vedo domande, l'ora è anche ormai tarda perché chiaramente alle 7, insomma, le persone cominciano a ritirarsi in altre stanze della stessa casa in cui stavano prima. Allora, volete fare qualche altra chiosa finale? Linda Caglioni, Maria Silvia Bazzoli, volete dire ancora due parole? Davvero io capisco che per uno storico forse 25 anni, tra l'altro è proprio in questi giorni che si celebrano i 25 anni di Dayton, quindi la fine della guerra di Bosnia, che è finita tra virgolette, nel senso che appunto restano le ombre e la violenza che quelle donne hanno subito è una di queste ombre che non permette al paese di ripartire per davvero. E così vale per i figli, no? Questi figli su cui pesa l'onta. Quindi il modo in cui l'ha affrontato appunto credo che sia apprezzabile davvero, quindi lo consiglio. Ecco, vi voglio segnalare, tra l'altro colgo l'occasione proprio che ci sarà un convegno a breve a dicembre organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche proprio dalla professoressa Montanari con la direttrice del Dipartimento, la professoressa D'Orlando, sui trattati di Dayton, quindi è un evento che abbiamo in programma come Dipartimento proprio per riflettere dal punto di vista giuridico di quanto è accaduto. Allora, io direi che possiamo chiudere questo bel webinar. Ringrazio tutti coloro che sono in ascolto, che hanno partecipato, ringrazio moltissimo Forum Editrice, quindi Norma Zamparo, Francesca Casaccia, ringrazio la giornalista Linda Caglioni e Dulcis in fundo, la nostra autrice e protagonista Maria Silvia Bazzoli e adesso chiudiamo guardandoci questo video girato da Linda Caglioni che si chiama Bosnia, i figli dimenticati. Scusate se faccio la pignola, però c'è Marta Fiorini, la videomaker. Io ho fatto la giornalista, lei ha raccolto le immagini. Scusate solo per... Giusto, perfetto. Quindi chiudiamo con questo video che è molto forte perché fa parlare proprio i protagonisti, loro malgrado, di questa guerra. Un caro saluto a tutte e a tutti e ci lasciamo con questo video. Avrei preferito uscire dalla guerra senza gambe o mani piuttosto che sopportare ripetutamente lo stupro. Lo stupro durante la guerra è stata l'arma più pericolosa. Sono i figli dimenticati della guerra, letteralmente i Zaboravljena di Ezarata. A oltre 25 anni dal conflitto che ha devastato la Bosnia-Erzegovina si riuniscono i ragazzi nati dagli stupri di guerra, ma anche i giovani, frutto delle relazioni vissute tra le maglie del conflitto.
Hanno tutti tra i 24 e i 27 anni e lottano contro una società che fatica a riconoscerli. In sostanza l'ho scoperto casualmente tra i referti psicologici e psichiatrici di mia mamma e i documenti provenienti dalla casa di cura dove mia madre aveva vissuto e dove sono nata io. L'ho scoperto così perché sentivo la necessità di conoscere l'altra parte della mia identità. Durante la pubertà mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava e così ho cercato di scoprire la verità e ci sono riuscita. L'ho tenuto nascosto a lungo, non ne ho parlato con nessuno. Poi ad un certo punto sono esplosa. Ho avuto il bisogno di condividerlo con qualcuno. Tra il 1992 e il 1995 la Bosnia è terreno di una guerra civile. La convivenza pacifica tra croati, musulmani e serbi, che caratterizza la Repubblica, è minacciata dai nazionalismi emersi con la dissoluzione della Jugoslavia. Quando la Bosnia ottiene l'indipendenza nell'aprile del 1992, Serbia e Croazia mettono in atto un'aggressione che segue logiche spartitorie. Tra le città più colpite dalle operazioni di pulizia etnica, Gorazde. È proprio qui che vive Alen, uno dei figli dimenticati della guerra. Ero in seconda o terza elementare. Tutto è partito da un gioco innocente con un mio amico. Stavamo giocando a calcio quando a un certo punto lui mi ha spinto dandomi del cetnico bastardo. La mia reazione è stata piuttosto violenta. Sono scoppiato a piangere e sono corso a casa. Una volta lì ho riferito l'accaduto ai miei genitori adottivi, Muharrem e Ajvia, che a quel punto mi hanno raccontato tutta la verità. Le ombre irrisolte della guerra continuano a ostacolare il presente del paese. È il caso, per esempio, delle donne stuprate durante il conflitto. Le cifre parlano di oltre 20.000 donne violentate, la maggior parte delle quali fatica a ottenere lo status di vittima di guerra o a testimoniare contro i propri aguzzini. Tra le voci di chi lotta per ottenere diritti, quella dell'attivista Bakira Zečić. Violentata nell'aprile del 1992, Bakira ha dato vita nel 2003 ad un'associazione per offrire assistenza a chi, come lei, attende ancora che giustizia sia fatta. Oggi in Bosnia è meglio essere criminali che vittime. U meni se rodio jedan ponos I parkos. Questo ha fatto crescere in me orgoglio e rabbia. Così ho iniziato a raccogliere testimonianze di altre persone, le ho portate al tribunale dell'Aia e loro hanno raccontato ciò che hanno visto e vissuto. Per le vittime sopravvissute, come noi, l'unica soddisfazione che ci rimane è quella di vedere un criminale di guerra catturato e condannato. I miei documenti, così come quelli di molti altri bambini, sono vuoti e questo è un problema molto grande con cui noi siamo costretti a confrontarci tutti i giorni. Per esempio, il mio certificato di nascita è vuoto, mancandomi metà dell'identità. Ho solo il nome e i dati di mia madre, ma non quello del mio padre biologico e questo fatto mi crea sempre dei grandi problemi dal punto di vista burocratico. Da noi, in Bosnia e Erzegovina, nei documenti ci viene ancora richiesto di indicare in ordine il nostro nome, il nome del padre e il cognome. Non ci è mai stato concesso di indicare il nome della madre al posto di quello del padre e ogni volta insistono chiedendoci come sia possibile essere venuti a questo mondo senza avere o senza sapere il nome del padre. E così sei costantemente costretto a spiegare ciò che la mamma ha subito, uno stupro. Abbandonato nell'ospedale di Gorazde dopo la nascita, Alen è uno dei bambini nati dalle violenze sessuali avvenute durante il conflitto. Prima di conoscere personalmente suo padre, se lo è immaginato attraverso la lettura delle dichiarazioni in tribunale, dove è stato condannato per i reati commessi durante la guerra. Quando l'ho visto per la prima volta, mi è sembrato di vedermi a distanza di 20 anni. Stessa statura, stesso colore di capelli, stesso colore degli occhi. Fisicamente ci assomigliamo così tanto che non serve nessun test dell'INA. È come se fossimo una mela divisa a metà. Ma a parte questo aspetto, le differenze tra noi sono molteplici. Prima fra tutte il fatto che io non ho commesso alcun crimine di guerra. E per questo, diversamente da lui, io non mi vergogno di ciò che sono.
Purtroppo, se guardiamo alla legge, al nostro governo, contiamo meno, ma siamo esseri umani come gli altri e questa è una cosa che mi ha insegnato mia madre. Mi ha anche insegnato un messaggio meraviglioso per il quale le sono molto grata, che non esiste l'odio a prescindere, non bisogna colpevolizzare un popolo, ma sono colpevoli i singoli individui. Bene, complimenti anche per questo video molto, molto forte, molto toccante. Buonasera a tutte e a tutti. Buona serata, grazie. Arrivederci. Grazie, buona serata. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci.